Aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita politica è l'obiettivo della proposta di legge del Movimento 5 Stelle depositata oggi in Consiglio regionale e presentata questa mattina a Udine alla Stampa. Il provvedimento stabilisce un nuovo limite dei mandati per i consiglieri regionali, da 3 consecutivi a 2 anche non consecutivi. Abbassa da 30.000 a 10.000 il numero di firme necessarie per indire i referendum abrogativi di iniziativa popolare e vincola il quorum per l'approvazione dei referendum alla maggioranza dei voti validamente espressi, abrogando l'obbligo della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. La proposta del Movimento 5 Stelle estende inoltre l'ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale e membro della Giunta anche ai consiglieri comunali, provinciali, ai parlamentari nazionali ed europei e agli amministratori di società partecipate dalla Regione, di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali. Permette infine a tutti i candidati alla presidenza della Regione che superano il quorum di sedere in Consiglio regionale.